prime anticipazioni, lunedì 1 febbraio, martedì 2 febbraio. Jeanne e Sanem decidono di sposarsi al più presto. Mekhibe si reca in agenzia e trova tutti riuniti nell'ufficio di Jeanne. La donna non nasconde la propria antipatia nei confronti di Pauline, che uscita da lì avverte Yuma della cosa. Mentre Jeanne e Jit rimangono in ufficio, Mekhibe parla a lungo il corridoio con la figlia e ottiene conferma che lei ama Jeanne. Alle sue domande la ragazza risponde che per ora il suo capo è Jit e la madre le dice che quel ragazzo non le piace. Poi arriva Jeanne e Mekhibe è felice perché dal comportamento dei due ragazzi e dai discorsi di lui ha visto quello che voleva vedere. Yuma propone a Jeanne di festeggiare insieme ad entrambe le famiglie il rinnovato rapporto con Sanem. Jeanne la trova un'ottima idea, ignaro del doppio fine della madre, e dice di voler avvertire subito Sanem. Telefona alla ragazza e si organizzano per la cena dell'indomani con il benestare di Mekhibe. Successivamente Jeanne e Sanem si recano al rifugio per gli animali. Poco dopo Jit cerca due in ufficio, ma scopre che se ne sono andati senza aspettarli. Allora telefona a Sanem e le chiede dove si trova il rifugio per animali. Jeanne, mentre sta scaricando delle cose dalla sua auto, le dice di riferire che gli manderà l'indirizzo, ma poi invia a Jit una posizione sbagliata e i due fratelli si ritrovano in un posto sperduto. Al rifugio Sanem è dolce e affettuosa con i cani e anche Jeanne è molto coinvolto. Leila si reca nuovamente in agenzia e Melis, la nuova segretaria, le fa alcune domande sul lavoro e non, tra le quali se Mirre abbia una ragazza. Leila risponde di non avere mai avuto una tale conversazione con il suo capo. Poi arriva Mirre e le chiede come stia andando la nuova arrivata. Leila risponde che Melis è abbastanza intelligente e non ha bisogno del suo aiuto, quindi se ne va. Terminata la visita al rifugio degli animali dove Jeanne e Sanem parlano che quando avranno dei bambini anche loro potranno adottare dei cani, Sanem avverte Jeanne che andrà a casa a prepararsi per la cena del loro fidanzamento. Intanto in agenzia giunge Muzaffer che vuole parlare con JJ per conto di Mekhibe. Lo chiude nella sala a riunioni e gli dice che deve essere un uomo, deve portare cioccolato e fiori e chiedere come tradizione la mano di Ayan con un anello. JJ gli dice però che non vuole sposarsi. Quando Muzaffer se ne va, JJ cerca Sanem e Jeanne. L'amica gli dice di calmarsi. Jeanne gli consiglia di parlarne con Ayan la sera stessa e di essere onesto con lei. Mentre parla, Jeanne gioca con i capelli di Sanem seduta vicino a lui. Quando Muzaffer torna al quartiere, Ayan vorrebbe conoscere i dettagli della conversazione avvenuta con JJ, ma lui cerca di cambiare discorso. Sanem va alla casa editrice e firma il contratto con Jit, ingenuamente senza leggere. Jit è molto soddisfatto della cosa e si dice che se Jean Bei vuole giocare, ora giocheranno insieme, visto lo sgarbo fattogli con il falso indirizzo per il rifugio degli animali. Intanto Leila si reca sul set senza che Osman lo sappia. Lui rimane molto sorpreso di questo. La ragazza però lo vede chiacchierare con una donna bionda e pertanto lo saluta infastidita e poi va via. Sanem e i suoi genitori si preparano per la cena con i Divit. Leila ha deciso di non andare e la sorella le fa presente che è gelosa di Mirre. Mekhibe comunica a Nihat che questa cena è stata organizzata perché Jeanne e la figlia sono tornati insieme. Arrivati al ristorante, gli Aydin non sono convinti che sia il posto giusto, ma Sanem li rassicura. È stata Yuma a scegliere quel posto così sofisticato. Seduti al tavolo, Nihat e Mekhibe guardano i prezzi esorbitanti del menù e rimangono esterrefatti. Yuma decide di ordinare per tutti, facendo portare aragosta e altre pietanze costose. Il suo intento è proprio quello di mettere in imbarazzo i genitori di Sanem. Mekhibe si ribella all'andamento della serata e a discorsi offensivi della donna, così le dice che se fosse una madre amorevole non avrebbe messo il figlio in una tale situazione quella sera. Si alzano in piedi e discutono. Gli Aydin tornano a casa indignati, mentre Mekhibe non vuole Yuma come suocera per Sanem e mai l'accoglierà a casa sua. A casa, a tentare di sedare gli animi, c'è pure Leila, che da poco si è incontrata con Osman. Lui ha cercato di chiedergli scusa per quanto avvenuto durante il giorno. Lei arriva a dirgli che non è pronta per sposarsi, così come gli aveva già detto, e che ritiene che stiano facendo un errore.
Anche Divit tornano a casa. Yuma, indignata, dice che gli Edin sono analfabeti e l'hanno messa in imbarazzo. Jean l'accusa di essere causa di tutto questo ed è arrabbiato con se stesso per averle creduto, rimproverandola che ha fatto tutto intenzionalmente per rovinare la serata. Lui le dice chiaramente che Sanem e la sua famiglia sono molto importanti per lui. Dopo la disastrosa cena con le famiglie, Jean e Sanem si incontrano sulla loro scogliera. Lei è triste e confusa, Jean è dispiaciuto e imbarazzato, chiede scusa a Sanem e alla sua famiglia per il comportamento tenuto dalla madre. Sanem accenna al fatto che Mekhibe sia davvero molto arrabbiata. Jean mette a corrente Sanem di aver detto alla madre tutto ciò che pensa e quanto lei e la sua famiglia siano preziosi per lui. Sanem è molto preoccupata, ma Jean la rassicura, si sistemerà tutto. Lui dice di voler trovare una soluzione e Sanem gli suggerisce di sposarsi il prima possibile. Jean ci pensa un po', poi le dà un bacio e le conferma che si sposeranno. Sanem dice a Jean che parlerà con la sua famiglia quanto prima e lui farà altrettanto. Quando Sanem ritorna a casa però i genitori stanno già dormendo e lei dà la notizia del matrimonio alla sorella, che ne è molto felice. Lei le racconta poi a Sanem che invece lei e Osman si sono lasciati e non sa come dirlo a Mekhibe. Anche Jean torna a casa e Mirre lo avverte che la madre sta dormendo. Poi lui comunica al fratello quanto deciso con Sanem e si chiede come Yuma reagirà a questa notizia. La sua intenzione è di dargliela subito l'indomani ed Mirre gli chiede di farlo con calma. Intanto Mekhibe trascorre una nottataccia sognando Yuma e lo stesso accade a quest'ultima, che nel suo incubo si trova a vivere nel quartiere e a lavorare per Mekhibe. Al mattino, durante la colazione, Mekhibe racconta del suo sogno. Poi Leila le dice che Sanem e Jean hanno parlato, mentre Sanem dice che Leila ha qualcosa di importante da dire. Ma le ragazze sono in ritardo e Mekhibe dà a Leila un amuleto contro il malocchio per lei e Osman. Anche in casa Divit è tempo di annunci. Pure Yuma racconta dei suoi incubi, affermando di aver bisogno di una terapeuta. Jean le dice di non esagerare che si tratta solo di un sogno. Anche Ayan e Gege si incontrano, lui è assente, ma richiamato da lei le racconta che l'abito da sposa gli è stato inviato dalla nonna, che vorrebbe vederlo sposato prima di morire. Gege le propone di fare solo una foto, così faranno contenta sua nonna. Ayan però gli dice che pensava che tra loro ci fosse amore. Poco dopo Ayan incontra il fratello e gli dice che spesso si amano persone che non ti corrispondono. Pauline raggiunge Yuma a casa Divit. La giovane vuole conoscere il suo nuovo piano per cercare di separare Jean e Sanem. Yuma le risponde che l'indomani sarà il compleanno di Jean e gli organizzerà una festa meravigliosa, così le chiede di aiutarla. Sanem giunge in agenzia e trova ovunque delle belle sagome di Pauline con un piatto in mano. Così comincia subito a starnutire. Poco dopo si imbatte anche in una sagoma di Jean e se ne appropria. È gelosa e vorrebbe che ne facessero una anche sua. Dunque si reca nell'ufficio di Jean e gli riferisce di non aver potuto parlare con Mekhibe perché la notte scorsa ha avuto dei brutti incubi. Anche Jean le racconta la medesima cosa riguardo alla madre. Sanem si chiede cosa possono fare per risolvere la situazione, ma Jean vuole che lei si calmi e che si fidi di lui e i due continuano a parlare coccolandosi. Poi Sanem gli accenna al compleanno del giorno dopo, ma Jean non vuole festeggiare, gli basta averla vicino perché è troppo speciale per lui. Sanem se ne va portando con sé la sagoma di Jean. Arriva Yuma che le dice di prendersi cura del suo bel figlio. Sanem le rimanda che è d'accordo e la pensa allo stesso modo. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!